È un dato che è lì sotto gli occhi di tutti, abbiamo sbagliato tanti tiri liberi e questa è lì si è giocata la partita, perché poi alla fine non devi guardare i 10 punti di scarto se sarebbero stati colmati o meno dai tiri liberi, ma il fatto che se avessimo messo i tiri liberi in alcuni momenti della partita facendo una percentuale decente, probabilmente magari invece di essere avanti 6 punti saremmo stati avanti 10 punti, invece di essere sotto 6 punti saremmo stati a un punto. Solo 10 centri su 22. La Reyer ha scelto davvero la serata peggiore per litigare con i tiri liberi. Se gli Orogranata non hanno festeggiato la 12ª vittoria, lo devono anche all'incredibile serie di errori commessi in lunetta. Un regalo insperato per Sassari che al Taliercio si impone dopo i supplementari 100-90. Seconda sconfitta interna stagionale dell'Umana Reyer che dopo Reggio Emilia deve inchinarsi anche ai sardi. In apertura sono le penetrazioni degli esterni Dyson su tutti a permettere agli ospiti di rispondere all'iniziale 19-13 veneziano, con l'8-0 che dà al Banco di Sardegna il vantaggio all'intervallo breve e un altro 8-0 dà agli ospiti il massimo vantaggio del primo tempo 34-27 dopo 15 minuti, margine che viene ulteriormente allargato sul più 10 prima del miglior momento della squadra di Recalcati, precisa dall'arco e capace di mettere un parziale di 21-2 a cavallo degli ultimi due quarti per volare a più 9. Anche l'ultima parte di partita è fatta di strappi. Sassari ritrova la parità 73-73 quando sul cronometro sono trascorsi 36 minuti, poi l'ultimo quarto resta in equilibrio fino ai supplementari. Nell'overtime la Reyer paga però lo sforzo ed è Sassari che, appoggiando su Todic prima e poi colpendo anche dal perimetro, prende via via il largo, con l'Umana costretta alla resa delle armi. E dobbiamo sicuramente essere amareggiati perché abbiamo perso la partita e per come l'abbiamo persa. Però credo che ci dia anche consapevolezza che siamo competitivi e che siamo competitivi. Chiaro, sappiamo che noi abbiamo armi molto diverse rispetto a quelle di Sassari, dobbiamo utilizzarle di più, utilizzarle meglio.